Estorsioni e minacce a imprenditori per conto del clan camorristico dei Casalesi, 7 arresti e 13 indagati dalla direzione investigativa antimafia di Trieste, tra la Marca e il Veneziano i colpi più importanti del Blitz. A Sant'Artemio l'esame del bilancio della provincia, più risorse e ossigeno per le casse dell'ente, ma anche una novità, la perdita della delega alla difesa del suolo. Nessun danno fatto, l'ex presidente di Fondazione Cassamarca rigetta le accuse di questi mesi nel giorno in cui le istituzioni lo salutano con un video per i suoi 26 anni alla guida di Caspineda. Il 18 dicembre 78 Antena 3 inizia ufficialmente la sua programmazione, il quarantennale vedrà giovedì un passaggio importante dalle 13 alle 14, una diretta speciale per il riconoscimento di Treviso alla nostra emittente. Ladri senza cuore a Preganzol fanno irruzione nell'asilo di San Bugà e rubano i giochi dei bambini. Gara di solidarietà in paese, gli ex alunni portano i loro giocattoli. La polizia di Treviso ha arrestato un 21enne trevigiano nell'ambito dell'operazione antidroga Bitcoin che ha portato in carcere 22 persone. In un periodo di polemiche legate al presepe nel Trevigiano, una natività viene rimossa o da una rotatoria non per questioni ideologiche ma per la burocrazia. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli di oggi: 7 arresti per estorsione aggravata dal comportamento mafioso a carico di personaggi collegati al clan camorristico dei Casalesi, il risultato di un'operazione senza precedenti della direzione investigativa antimafia nel nord-est d'Italia coordinata dalla Procura di Trieste. Le mani della camorra nel nord-est, presenti ma solitamente avvolte nell'ombra, si sono chiuse a pugno in una terrificante serie di estorsioni in pieno stile mafioso. 7 arresti, 13 indagati complessivi e 16 perquisizioni sono state disposte dalla Procura della Repubblica di Trieste ed eseguite dalla DIA del capoluogo giuliano in collaborazione con le Fiamme Gialle nei confronti di altrettanti componenti del clan dei Casalesi. Nel nostro territorio non è mai accaduto un fatto che vede 7 arrestati con l'aggravante del metodo mafioso, quindi Tutto ha avuto origine dal broker di Portogruaro Fabio Gaiatto, in carcere per una truffa da 72 milioni di euro nei confronti di circa 3.000 clienti a cui aveva promesso rendimenti a doppia cifra senza mai erogarli in pratica. 12 di quei milioni però erano stati investiti dalla camorra. Ben prima dell'indagine della finanza che ha incastrato il broker per truffa, il clan ha inviato i suoi emissari alla porta della villa di Gaiatto a Portogruaro, garantendogli da una parte protezione, addirittura picchiando gli altri creditori, ma dall'altra organizzando una massiccia operazione di recupero dei denari. I gorilla dei Casalesi, guidati dal 56enne trevigiano di Resana, Francesco Iozzino, che teneva i contatti con i vertici napoletani, hanno puntato tutto sugli ex soci e investitori croati collegati alle società del broker che lo avevano a loro volta denunciato. Erano quelli i polli da spennare per i Casalesi. Come? Minacce di ritorsioni o morte, sventolando sotto gli occhi dei mai capitati le foto di casa, moglie e figli, scatti reperiti attraverso una società di investigazione finita sotto indagine. Così i Casalesi hanno indotto alcuni imprenditori croati dell'area di Pola in Istria a intestare a società esterne collegate al Gaiatto ville, appartamenti, terreni, 8 vetture di grossa cilindrata e un bonifico da 80.000 euro, beni poi venduti e provento girato al clan. La rilevanza, il sottotesto di questo tipo di operazioni è la ritualità degli investimenti da parte dei camorristi, degli 'ndranghetisti nel nostro territorio. Quindi qui sono stati costretti per le vicende a usare la coppola. Coinvolti nelle estorsioni anche un ex poliziotto 61enne di Udine domiciliato a Trieste e un 63enne trevigiano, accusati di favoreggiamento invece un friulano di 42 anni e un veneziano di 48. Oltre a Gaiatto e Iozzino, l'antimafia ha ordinato l'arresto dei napoletani Gennaro Celentano, Mario Curtiello, Walter Borriello, Luciano Cardone e Domenico Esposito, tutti già detenuti e legati a doppio filo con i Casalesi. Esposito è nato a Napoli e risiede a Sant'Anna. A Sant'Artemio l'esame del bilancio della provincia è una novità che preoccupa le opposizioni, la perdita di una nuova delega, quella della difesa al suolo.
È ancora un bilancio insufficiente che non ci dà possibilità di far nulla rispetto all'ordinario, ma riusciamo a chiuderlo e non viviamo situazioni di dissesto o predissesto, pericoli che abbiamo corso nel 2017. Un bilancio provinciale magro, ma meno scarno dell'anno scorso, perché il prelievo di risorse da parte dello Stato si è ridotto al 43% rispetto a quasi il 70% del 2017. Vi è una posta in più alta per le strade, per la manutenzione straordinaria delle strade, in quanto il riparto del governo fa sì che la provincia di Treviso abbia 3 milioni e mezzo a disposizione rispetto al 1,5 milioni circa che aveva l'anno scorso. Giusto per dare la misura, uno sfalcio di erba costa 220.000 euro, quindi non vi saranno potenzialità per poter esprimere nuova progettualità. Interverremo su quella carente manutenzione straordinaria di cui le strade patiscono in provincia di Treviso da ormai troppo tempo. Ma non ci si faccia illusioni, niente nuove opere, 2.600.000 euro per le scuole, di cui solo 500.000 per la manutenzione straordinaria, 1 milione all'ambiente, poco di più ai trasporti. E poi la sorpresa dell'ultimo minuto, la Regione che ha avvocato a 6 nuove deleghe. Già alcune competenze come quelle in materia per esempio di cave, di centri per l'impiego sono già ritornati alla Regione e adesso scopriamo che la difesa del suolo invece torna ad essere una competenza regionale. Ci sembra un po' il modo di fare un federalismo al contrario, francamente. Che tutto vada alla Regione proprio perché la provincia sostanzialmente rimane il disegno aperto della sparizione delle province ci mette un po' in difficoltà, perché penso che poi la Regione diventi un gran calderone e sia molto difficile porre attenzione e anche spendere soldi su quello che riguarda il nostro territorio provinciale, per cui speriamo che ci si ripensi sulle deleghe e soprattutto che la difesa del territorio rimanga alla provincia. Un quadro dai contorni in continuo mutamento, mentre di fronte agli scarsi mezzi il presidente Marcon non esita a ipotizzare la vendita del complesso di Sant'Artemio. Se vi fosse qualcuno interessato a valorizzare il complesso del Sant'Artemio per la sua interezza e con una vocazione che poi dia una risposta al territorio, noi non faremo orecchie da mercante. Io posso analizzare e anche valutare proposte di alienazione del compendio del Sant'Artemio. Dagli 80 ai 100 milioni di euro è valutato questo complesso. Ora ai carraresi per il tributo di Treviso a Dino De Poli, ormai ex vicepresidente di Fondazione Cassa Marca, in un video le attività di questi 26 anni con oltre 500 milioni di euro investiti. Danno non ne abbiamo fatto e speriamo che vada tutto bene. Non rinnega nulla Dino De Poli, da pochi giorni ex presidente di Fondazione Cassamarca. Ai carraresi l'omaggio che i suoi collaboratori di sempre hanno voluto fargli, proiettando un video realizzato dagli studenti Edoardo Doimo e Francesco Greco dei 26 anni di attività di fondazione, come a dire: non mettiamo in evidenza solo i passi falsi, i traguardi raggiunti sono stati tanti. Immagini, numeri, testimonianze dal mondo, Australia, Sud America, Asia, dove si è coltivata la cultura veneta e italiana. Per De Poli messaggi di gratitudine e affetto. Ha spalancato in Treviso una stagione florida di investimento culturale che il subentro dell'austerity ha imposto di ridimensionare, ma da cui anche le nuove generazioni che sono al potere hanno da raccogliere innegabili frutti. Ti abbraccio, Presidente. In sala autorità, volti di fondazione di oggi e di ieri, assente il sindaco Mario Conte a rappresentare il comune e il vice Andrea De Checchi che si è rivolto direttamente a De Poli. Tu hai avuto la forza, anche assumendotene la responsabilità, e questo ti fa onore, di ricordarci che accanto all'intervento strutturale vi è sempre anche la necessità di dare risposta a quel desiderio intimo di qualcosa che trascende la struttura, la materialità e va oltre. L'ormai ex presidente ha preso la parola solo alla fine. Non mi è facile muovermi e alzarmi, perciò accettatemi seduto, ma non per questo meno consapevole del valore che ha la vostra solidarietà e la vostra presenza. Andiamo avanti per il meglio, perché il meglio non è mai ancora raggiunto. Grazie. Basti l'eredità per intuire quanto sia delicato il ruolo e del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. Come ho detto, l'impegno sarà massimo per essere all'altezza del passato.
Oggi è un giorno speciale per Antenna 3 che proprio il 18 dicembre 1978 iniziava la sua programmazione. Un viaggio lungo 40 anni che giovedì vedrà un importante riconoscimento dalla città dove tutto è iniziato. Possiamo iniziare così. Il segnale si accende il 16 dicembre, la programmazione inizia ufficialmente il 18 dicembre 1978. 40 anni fa esatti, un'Italia, un Veneto e una Marca profondamente diversi, cambiati e non di poco, di 4 decenni. E raccontare ogni giorno questi cambiamenti, le vittorie, le sconfitte, le tragedie, le gioie, le piccole grandi storie della nostra e vostra vita, un nome, Antenna 3. La storia è passata attraverso questi schermi ed è un viaggio che non si ferma, che continua ancora oggi, come sempre, nelle vostre case, al vostro fianco, dando voce a una terra, la Marca, il Veneto tutto, che sa di contare molto in un più grande panorama. È un viaggio che stiamo ripercorrendo tutti i venerdì dalle 21:15 con la trasmissione 40, ogni settimana una tappa di questa storia lunga 4 decenni. Buonasera, inquinamento e incidenti stradali continuano ad occupare le prime pagine. Ma quello di Antenna 3 è un compleanno che vedrà giovedì anche un passaggio epocale, un premio a 40 anni passati a dare voce ai vostri problemi, alle vostre esigenze. In una diretta speciale, giovedì dalle 13 alle 14, il sindaco di Treviso, Mario Conte, donerà un prestigioso riconoscimento da parte della città alla nostra emittente. Un modo per dire grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato e che ci lavorano, a chi ha contribuito a risollevarla nei momenti di difficoltà, tenendo duro e superando gli ostacoli in momenti di grandi cambiamenti. Antenna 3 c'è stata, c'è e ci sarà. E ve lo racconteremo in diretta, come sempre, impegnati da 40 anni a narrare le piccole e grandi storie, a registrare in ogni suo battito la vita di un territorio. Siamo alla cronaca, ennesimo furto nella Marca trevigiana a San Bugè dei Preganzioli. I ladri sono entrati nell'asilo parrocchiale, rubati alcuni giocattoli, ma la solidarietà ha avuto il suo effetto. Non c'è limite alla cattiveria dei ladri, che non solo questa volta hanno preso di mira una scuola dell'infanzia, ma sono poi fuggiti con i giochi dei bambini. Succede a San Bugè, nell'asilo parrocchiale, dove nella notte tra domenica e lunedì i banditi hanno forzato la porta d'ingresso e indisturbati hanno girato tra le stanze. Inizialmente sono saliti al primo piano, dove un tempo c'erano gli alloggi delle suore ormai vuoti, ma la banda ha messo tutto comunque a soqquadro, senza però alla fine trovare nulla. Poi si sono spostati al piano terra, hanno aperto la porta dell'ufficio, da dove hanno prelevato un computer. Nel fine settimana c'era stato un mercatino a scuola per raccogliere fondi per l'istituto. Probabilmente i ladri pensavano di potersi impossessare dell'incasso, ma i soldi erano già stati messi al sicuro e così, non trovando altro, senza alcuno scrupolo i malviventi hanno portato via alcuni giocattoli utilizzati dai piccoli alunni, la cucina appena acquistata, dei dinosauri di plastica e alcuni peluche, selezionando però quelli più recenti e abbandonando i pupazzi più usurati. Un gesto che ha suscitato molta indignazione a San Bugè e non solo. Così nelle ultime ore c'è stata una gara di solidarietà con tante persone, anche fuori dal comune di Preganziol, che hanno contattato la scuola offrendosi di riacquistare i giochi. Ci sono poi stati dei bambini, ex alunni dell'asilo, che hanno portato alle maestre i loro giocattoli. Anche il governatore del Veneto Luca Zaia dalla sua pagina Facebook ha invitato chiunque possa ad aiutare le maestre e i bambini. Preganziol dunque, ma soprattutto San Bugè, continuano ad essere bersagliate dai ladri e il comune sarà uno dei prossimi, insieme a Carbonera, San Biagio, Casiero, dove partirà a breve il servizio di vigilanza autofinanziato dai cittadini. Un'iniziativa nata dall'amministratore del gruppo Facebook Furti in Corso, che ha preso il via ieri pomeriggio a Silea e Roncade. Dove è partita la Civis con la vigilanza privata a fare il controllo delle abitazioni dei cittadini che hanno aderito al servizio. Se ne è parlato molto in questi giorni, è un servizio che fa 2 passaggi notturni e un diurno per i primi 3 mesi dell'anno. Ieri sera Cristian Demma ha incontrato sindaco e giunta di Silea per illustrare l'iniziativa, ottenendo il loro appoggio. Prossimo obiettivo: spero anche nei primi giorni dell'anno di poter essere ricevuto dal prefetto per poter anche con lei cercare di farle capire il nostro gruppo, i nostri intenti. È stata ritrovata completamente bruciata a Castelfranco Veneto l'auto che era stata rubata lo scorso novembre in un'abitazione di Romano de Zelino alle porte di Bassano del Grappa. I soliti ignoti avevano agito indisturbati, riuscendo a impossessarsi anche delle chiavi della station wagon, aprire il cancello e scappare indisturbati. Il furto era stato denunciato al commissariato di polizia di Bassano. Ieri il ritrovamento del veicolo completamente distrutto non si esclude sia stato utilizzato dai malviventi per mettere a segno colpi nel territorio.
La polizia di Padova ha arrestato un 21enne trevigiano nell'ambito dell'operazione antidroga Bitcoin che ha portato in carcere 22 persone. La squadra mobile di Padova ha arrestato un 21enne di Treviso ritenuto coinvolto nel giro di droga stroncato dall'operazione Bitcoin che il 9 ottobre aveva portato in carcere 22 persone. Dopo i fermi gli investigatori hanno continuato a raccogliere elementi di prova riuscendo tra l'altro a definire il ruolo dell'arrestato che sarebbe stato ripreso in più occasioni dalle telecamere installate in prossimità della villetta mentre scaricava scatoloni pieni di droga che arrivavano tramite corrieri. Gli inquirenti lo considerano un elemento ben inserito nel contesto criminale tanto da essere incaricato della gestione del denaro per il pagamento dei fornitori. Sono davvero tante le donazioni a favore della montagna devastata dal maltempo. Ieri sono state consegnate nelle mani del Presidente della Regione Luca Zaia le somme raccolte dai trevigiani. 20.000 euro li ha donati a Zove, Associazione Zootecnica Veneta. Una goccia in mezzo al mare, una goccia che servirà a far tornare ancora più bella la nostra montagna devastata dal maltempo di fine ottobre. A San Vendemiano, nelle mani del presidente Luca Zaia, sono stati consegnati 3 assegni, il primo di 20.000 euro, soldi raccolti da Azove. Azove sono bravi e dimostrano ancora l'attaccamento per il territorio, quindi grazie a Azove, grazie a tutti gli allevatori, a tutti coloro che comunque hanno contribuito a questa raccolta, che aiuta, è una goccia in un mare, però aiuta perché siamo in una condizione di estrema difficoltà. Sono oltre 2 milioni di euro raccolti attraverso il conto corrente della Regione. Faremo in modo che questi ormai abbiamo oltrepassato i 2 milioni di euro, che questi oltre 2 milioni di euro vengano dedicati a un intervento simbolo. Azove non è nuova a questi gesti di solidarietà. Credo da sempre Azove attenzione per queste emergenze, l'abbiamo fatto per le zone terremotate e la facciamo ben volentieri per il nostro territorio. Un contributo, dice il Presidente, fatto con il cuore. Sì, sicuramente sì, non solo, ripeto, perché siamo in clima natalizio, ma proprio perché è nella cultura di Azove e del mondo della cooperazione dare una mano, un aiuto a chi purtroppo subisce queste devastazioni. Oltre all'Azove era presente anche l'imam del centro islamico di Susegana che ha voluto contribuire raccogliendo dei fondi, un segnale importante. Di altissimo valore, fra l'altro, il centro islamico Emanet di Susegana, e qui c'è il presidente nonché imam, che versano per la nostra tragedia della montagna, quindi grazie di cuore. Ci sentiamo a casa nostra nel comune di Susegana e volevamo partecipare o dare qualcosa a quelli che hanno bisogno di più. Ed ancora il comune di Oderzo con un assegno di 13.145 euro, un'altra goccia nel mare che ridarà vita alla montagna. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Queste festività natalizie saranno ricordate per le polemiche legate al presepe, ma nel Trevigiano una natività viene rimossa da una rotatoria per colpa della burocrazia. La burocrazia entra a gamba tesa anche nei preparativi del Natale. Succede a Conegliano, dove un'azienda di Marena aveva deciso di contribuire al clima natalizio collocando un presepe sulla rotatoria tra Viale Istria, Via Pittoni e Via Battisti. Ma pochi giorni dopo le sagome della Natività da quel rondò scompaiono. Inizialmente si pensa ad un atto vandalico, ma in realtà dietro alla rimozione c'è proprio una questione burocratica. C'è stato un disguido burocratico in base al quale dopo è stato richiesto dagli uffici che la rimuovesse per problemi legati alla viabilità. È stato verificato dai nostri uffici che non rispondeva pieno col codice della strada, e onde evitare problemi ulteriori che avrebbero potuto essere causati anche alla ditta che l'ha installata, è stata chiesta la rimozione. Devo dire che la ditta l'ha fatta immediatamente, per cui un doppio lavoro per la ditta. Mi dispiace appunto che il presepe non sia potuto star fuori di più. Alla ditta va anche il ringraziamento del sindaco Chies, che promette che per l'anno prossimo si cercherà di intervenire per evitare situazioni spiacevoli come questa. L'idea delle rotatorie sicuramente la riproporremo proprio il prossimo anno, mettendo appunto anche un codice per poterle fare in sicurezza anche col codice della strada. Un percorso nel cuore di Treviso, la scoperta delle più belle rappresentazioni della Natività, non solo ma anche delle opere d'arte ospitate nelle chiese cittadine. La Via dei Presepi, così è stata chiamata l'iniziativa pensata per le famiglie e per i turisti, un percorso fra le vie della città,
tappa dopo tappa, alla scoperta delle più belle natività. La Via dei Presepi è proprio un'iniziativa che vuole coniugare un momento per le famiglie, quindi un momento di spiritualità, di ritorno alla tradizione, quindi la visita dei presepi attraverso un percorso di presepi ospitati nelle principali chiese cittadine, ma anche proprio la riscoperta del patrimonio culturale straordinario che c'è all'interno delle nostre chiese. Sarà possibile intraprendere un viaggio nella tradizione natalizia servendosi di una mappa. Partenza dalla chiesa di San Francesco fino alla tappa finale a San Nicolò, per passare da Santa Maria Maddalena, il Duomo, Santa Maria Maggiore ed il presepe tradizionale di Sant'Agnese. Non solo, ma l'assessorato all'istruzione ha lanciato l'iniziativa Il Cesto del Cuore. E quindi noi tramite la scuola abbiamo chiesto che ogni ragazzino, possibilmente nella sua disponibilità, affiancato dalla famiglia piuttosto che a scuola, realizzi un pensiero che può essere veramente una frase, un augurio, una riflessione o anche un addobbo semplice creato da lui, che verrà riposto nelle ceste a fianco ai vari presepi che sono presenti lungo appunto la via dei presepi nelle chiese, e l'idea è che è un messaggio che passa da lui ed entra in un'altra famiglia, quindi è un po' un cammino anche questo. La Via dei Presepi partirà il 28 dicembre e si concluderà il 4 gennaio a Santa Maria Maddalena con un concerto dallo spirito natalizio. Il presepe fa parte della nostra cultura, spiega Don Paolo Barbisan. Non solo è un simbolo della tradizione cristiana, ma è potremmo dire, simbolo della nostra cultura italiana. Per esempio è stato inventato in Italia da un inventore illustre, un santo, San Francesco a Greccio, e ci parla del tema dell'accoglienza, della solidarietà, ci parla delle nostre radici. Come simbolo della vicinanza di Treviso alla popolazione bellunese colpita dal maltempo è stato inserito nella Via dei Presepi anche lo scenario della Natività dei Vigili del Fuoco dedicato alle montagne ferite dal nubifragio. Ed ora invece vediamo insieme le immagini del presepe realizzato nella scuola d'infanzia a Preganziol. Il presepe che abbiamo realizzato quest'anno è stato realizzato in una valigia perché vuole mandare un messaggio di mondialità. Quindi è un messaggio di pace che deve arrivare a tutto il mondo. Ecco quindi l'idea della valigia. È stato realizzato dai bambini delle 3 sezioni della nostra scuola con insegnanti di religione cattolica, utilizzando principalmente materiale di recupero. Sono stati usati dei pezzi di panno lenci che ci hanno regalato di scarto, sono stati usati bottoni, carta, è stato usato del pongo, della plastilina e della lana che avevamo accumulato quando portata dai genitori, e i bambini hanno collaborato nell'incollare ed assemblare tutti i pezzi dei vari personaggi. La struttura dei personaggi è realizzata con i coni della lana e anche la lana è stata lasciata proprio per dare il senso del vestito, del vestiario, del vestito dei personaggi. I bambini come sempre vengono coinvolti e partecipano volentieri a queste attività, soprattutto perché a loro piace lavorare con le manine e soprattutto sono soddisfatti poi nel vedere realizzato un qualcosa che avevano progettato con l'insegnante. Un augurio in primis alla nostra dirigente, a tutto il personale della scuola, dalle collaboratrici al personale della segreteria e naturalmente a tutte le persone che ci guardano. Dunque potete anche voi inviarci le immagini dei vostri presepi o segnalarci le vostre creazioni, le nostre telecamere verranno nelle vostre case, le potete fare chiamandoci o inviandoci filmati al numero o alla mail che vedete ora in sovraimpressione. Questa mattina al Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso, presentazione del calendario dell'esercito dal titolo L'uomo e la tecnologia, omaggio al genio universale, ovvero Leonardo da Vinci nei 500 anni dalla sua morte. Nei 12 mesi del calendario infatti si ritrovano alcuni dei suoi progetti che oggi hanno trovato concreta applicazione in molti dei mezzi ed equipaggiamenti in dotazione agli uomini dell'esercito. In occasione della presentazione all'interno del liceo è stata allestita un'esposizione per permettere agli studenti di conoscere meglio il lavoro delle forze armate. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di vedere da vicino le attrezzature, l'equipaggiamento dei militari ed hanno risposto anche alle loro domande.
E vi ricordo fra qualche minuto la nostra trasmissione 20:10, in studio Adriano Sabbadin, figlio di Lino, ucciso da Cesare Battisti nel 1978. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Qualche fenomeno sulle nostre regioni, ma tempo in prevalenza buono. Nel dettaglio, sul Veneto sarà ampiamente soleggiato al mattino con cielo poco o parzialmente nuvoloso, solo con qualche foschia. Dal pomeriggio non si esclude qualche pioggia sui settori occidentali, in estensione entro la nottata anche a tutto il resto della regione. Temperature piuttosto fredde, con minime tra -3 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 4 e 7 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione un po' diversa sulla nostra regione, dove invece il tempo si manterrà in genere più asciutto e anche soleggiato e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Entro la nottata non si esclude qualche pioggia a carattere sparso. Temperature minime comprese tra -2 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 5 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Tempo a due facce sulla nostra regione, con qualche precipitazione, localmente anche a carattere nevoso a bassa quota sui settori meridionali e con tempo più asciutto e in genere stabile invece sulle aree meridionali, dove sarà anche per lo più soleggiato. Temperature minime intorno a 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 6 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.